Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come ogni giorno e oggi insomma tanta la cronaca davvero che vi faremo vedere. Torneremo a parlare anche degli orsi perché delle orme sono state viste in zona Cansiglio, nel Bellunese, ce ne parlerà la nostra Tiziana Bolognano, e poi andremo a Spresiano dove sono stati spostati tutti i tombini, ovviamente la rabbia del sindaco, e ci collegheremo invece proprio fra pochi minuti con la nostra Francesca Bozza, ma anche la politica in primo piano perché manca davvero poco alle elezioni metà maggio, dunque è iniziato il conto alla rovescia. Dunque questo è il sondaggio che vogliamo proporvi noi oggi, che riguarda le elezioni a Treviso. Avete già deciso per chi votare, lo vedete con i numeri in sovraimpressione, con il verde se avete già deciso per chi votare, quindi il sì 0422 1626 691, se invece non avete ancora deciso lo 0422 1626 690. L'esito poi di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione come ogni martedì Ring alle 21:15. Ma ora parliamo di cronaca, ve l'avevamo anticipato, insomma davvero tanta la cronaca dopo la sparatoria avvenuta nel Vicentino. Ci sono i primi provvedimenti, i servizi mirati di vigilanza e controllo del territorio nei comuni di Fara Vicentino, Breganze e in quelli di Colceresa e Lusiana Conque. Quanto è stato disposto dal prefetto di Vicenza poco più di una settimana dalla tragica sparatoria di Fara Vicentino. Sentiamo. Le direttive sono arrivate dal prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, e sono state impartite ai vertici delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza. A Fara Vicentino, il comune teatro della tragica sparatoria del 24 aprile, e nei vicini territori di Breganze, Colcerese, Lusiana Conco, saranno potenziati i servizi di vigilanza e controllo e saranno attuati mirati dispositivi interforze. A deciderlo il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, che si è riunito nel municipio di Schio nell'ambito dei comitati itineranti decisi dalla prefettura di Vicenza. Comunità ancora sotto shock, quelle interessate dalla sparatoria. Nel mattino del 24 aprile, Sufiane Bubagura, 28 anni, marocchino in Italia da oltre un decennio, è stato visto correre scalzo per chilometri, imprecando in arabo. Nella zona industriale di Fara, ai confini con Breganze, la situazione è precipitata. Fermato da una pattuglia di carabinieri, l'uomo è riuscito a sottrarre l'arma a un appuntato e poi all'urlo di Allah Akbar ha iniziato a sparare, ferendo gravemente Alex Frusti, agente della polizia locale del nord-est vicentino, prima di venire ucciso da un vice brigadiere del radiomobile di Tiene. Sulla ricostruzione esatta di quegli attimi drammatici è al lavoro la procura, che ha indagato 3 persone, tra cui l'agente ferito. Una ferita per un territorio che adesso chiede sicurezza, tanto che i controlli sono stati estesi anche alle comunità che sono state le ultime dimore del giovane marocchino ucciso. Nel corso dell'incontro la prefettura ha anche stabilito controlli specifici contro i furti e lo spaccio di stupefacenti tra i giovani, nonché dispositivi mirati nei luoghi della cosiddetta movida. Ed ora andiamo invece a Padova, sospettato di una violenza su minore. Uno spacciatore tunisino è stato arrestato anche per droga dalla squadra mobile. Su di lui pesava l'accusa di aver abusato di una minorenne a cui avrebbe anche ceduto delle dosi di cocaina. Un 52enne tunisino indagato dalla procura perché sospettato di violenza sessuale su una 14enne è stato arrestato durante un'operazione della squadra mobile della questura di Padova. I poliziotti incaricati dalla procura di perquisire l'abitazione dello straniero nell'ambito dell'indagine sulla violenza alla minorenne hanno ritrovato nell'appartamento del 52enne 12 involucri contenente sostanza stupefacente. Immediato è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio, ma gli agenti hanno sequestrato al tunisino anche uno smartphone e un tablet, fondamentali per trovare delle prove che confermino la cessione della droga alla 14enne. Durante i controlli antidroga nelle scorse ore è stato arrestato anche un altro tunisino di 28 anni notato in via Fambri mentre si nascondeva nel cortile di un condominio e cercava di recuperare un involucro con 9 dosi di eroina e cocaina. Lo straniero è stato portato in questura e poi accompagnato al centro di espulsione di Gradisca di Sonzo. Ed ora torniamo nel Vicentino, parliamo di un tema insomma, di cui si parla davvero parecchio.
e a volte però anche troppo poco. Si parla di atti intimidatori a cui purtroppo a volte i sindaci vengono sottoposti. Nel corso delle nostre telegiornali però ne abbiamo parlato. Ecco 2 testimonianze da parte dei primi cittadini di Valdagno e Roana. Il prefetto di Vicenza su questo fronte ora si sta attivando. Dentro di noi dobbiamo trovare sempre come sindaci il coraggio di dire no, il coraggio di fare in modo che questi atti non possano ripetersi. La forza di dire no, perché solo opponendosi e denunciando i sindaci possono fronteggiare le minacce. Gli atti intimidatori sono diversi casi anche nel Vicentino. Ce ne sono state più di una esperienza, diciamo le ultime 2 sono state 2 lettere minatorie con minacce pesanti rivolte a me, ma soprattutto alla mia famiglia, quindi con un metodo direi tra virgolette mafioso, quindi con parole ritagliate, incollate su un foglio di carta, ritagliate dai giornali. E quindi sono cose che preoccupano soprattutto per i familiari, per i miei figli, per mia moglie. Se uno si prende la briga di ritagliare delle lettere di giornale, incollarle e venire a depositarle in maniera anonima ovviamente nella cassa della posta, non è sicuramente una persona molto equilibrata e quindi ci si può aspettare anche qualche atto inconsulto. Anche il sindaco di Roana ricorda una brutta esperienza, quella dei volantini che nell'estate del 2021 tappezzarono il centro di Asiago con accuse anonime contro di lei, Elisabetta Magnabosco. Un'esperienza sì, che mi ha fatto rivivere quello che è l'articolo 21 della Costituzione, ovvero la manifestazione di pensiero e di parola, per capire se era quello il modo e l'espressione in cui effettivamente doveva essere manifestato, e mi ha dato la forza di andare a fare ovviamente tutte le delucidazioni del caso sul punto e anche la forza di continuare per portare sempre avanti il concetto di trasparenza. Un fenomeno che va monitorato, tenuto sotto controllo. Per questo la prefettura ha deciso di seguire la questione, per non lasciare soli i sindaci. Che stiamo attraversando un periodo assolutamente particolare, i sindaci sono chiamati in prima linea perché stanno adottando in questo periodo tutti quei provvedimenti amministrativi finalizzati a bandire gare d'appalto. Mi riferisco a tutte le progettualità che ricadono nell'ambito dei finanziamenti del PNRR, mi riferisco a tutti quei cantieri che nei territori riguardano anche le progettualità dell'alta velocità. Quindi sono tutte situazioni che vanno in questo momento attenzionate perché il loro agire può anche creare malcontenti. Fuori controllo, ubriaco e completamente nudo semina il panico lungo la strada di Villorba in provincia di Treviso, cercando di fermare le auto. È successo ieri pomeriggio, protagonista un 50enne tunisino senza fissa dimora, in stato di evidente alterazione psicofisica. Anche quando sono intervenuti i carabinieri, lo straniero ha continuato nel suo atteggiamento aggressivo e fuori controllo, colpendo con calci e pugni gli operanti e il veicolo militare, rendendo così necessaria la sua immobilizzazione forzata, l'intervento dei sanitari, del suo accompagnamento in ospedale a Treviso. Ed ora invece una notizia sempre che arriva da Treviso, che riguarda un incidente stradale con l'intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 9:30 in Viale Italia a San Vendemiano per un incidente dove è rimasta ferita una ragazza. Il soccorso effettuato dalla squadra di Conegliano ha consentito di estrarre dall'abitacolo un'automobilista finita con il proprio mezzo contro un albero. La ragazza è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 per essere poi trasportati in ospedale, sul posto anche i carabinieri. L'intervento è terminato dopo circa un'ora. Ed ora purtroppo torniamo a parlare del grave, tragico schianto sul Montello in cui hanno perso la vita un 31enne di Breda di Piave, Antonio Cerruti, e la fidanzata di 24 anni di Montebelluna, Nicole Rebecca Bellusci, entrambi appassionati di moto. Proprio 2 giorni prima dello schianto avevano messo in vendita la Ducati in sella alla quale sono poi usciti di strada.
L'avevano messa in vendita sul web 2 giorni prima dell'incidente che è costato loro la vita, Antonio e Nicole, la moto Ducati con cui sono usciti di strada sul Montello a Volpago all'altezza di una semicurva, schiantandosi contro un palo della Telecom e facendo piombare nel dolore più atroce le loro famiglie che si sono incrociate poi all'obitorio, straziate e incredule. A Breda di Piave, proprio di fronte al municipio, abitava Antonio Cerutti, 31 anni, unico figlio di Luana e Mario. Il papà ha uno studio dentistico a Silea. Un lento via vai, zii, nonni, vicini nella casa di via Trento e Trieste dove Antonio, progettista e tecnico commerciale alla Comas di Paese e grande appassionato delle due ruote, teneva le sue moto e sistemava anche quelle degli amici, come ci ha spiegato la mamma. Era andato a pranzo fuori, sono andati a Piedalina a mangiare. Loro due o con amici? No, loro due. Dove avremmo dovuto andare anche noi, mi abbiamo detto no, ma andate voi, ci vediamo a cena stasera, quindi... E tornando poi, ha detto ritorno presto perché ho da fare in garage con le moto, dopo sto sistemando un'altra moto e alle 5 non lo vedo arrivare. Poi la notizia che non si vorrebbe mai ricevere, che spalanca il dolore più grande. Il sindaco Cristiano Mosole ha voluto far visita alla famiglia per portare le condoglianze di tutta la cittadinanza. La famiglia è devastata, non si capacitano di quello che è successo, adesso ci vorrà tempo, io ho chiesto, naturalmente abbiamo portato le condoglianze a loro e ho chiesto quando si sentiranno poi chiaramente con i genitori di Nicole di fare le condoglianze anche a loro, perché anche loro sono naturalmente distrutti per quello che è successo. L'ex sindaco Alfonso Beninato è stato invece il maestro elementare di Antonio e lo ricorda con dolore e affetto. Gli alunni rimangono nel nostro cuore come insegnanti, insomma, e lo ricordo proprio come un ragazzo bravo, simpatico, aveva un'ironia molto sottile, lo ricordo come se fosse ieri, insomma, è proprio a ciel sereno, insomma, questa notizia qui. E mi dispiace proprio tantissimo, insomma, perché parte qualcosa di me, insomma, e questo lo porto nel mio cuore, non posso che dire questo, insomma, lo ricordo proprio con molto affetto. Stavano assieme da settembre, Antonio e Nicole, Rebecca Bellusci, 24 anni appena, e ora la foto dei loro caschi vicini lo scorso febbraio e l'immagine dello stesso casco a terra dopo l'incidente tolgono il fiato. Nicole viveva in via Caberlotto a Montebelluna insieme a papà Pasquale, che lavora al bioparco, mamma Monia, la sorella e la nonna, dipendente del negozio di ricambi Beps. Anche lei era una grande appassionata di moto, se n'era comprata una da pochissimo e stava facendo la patente. Ho chiamato papà Pasquale, che conosco, un volontario del bioparco, proprio per esprimere le più profonde condoglianze, non solo da parte mia ma anche da parte di tutta la città di Montebelluna. Ovviamente un pensiero va ai parenti e agli amici sia di Nicole che di Antonio. Ve l'avevamo anticipato prima, parliamo delle orme di un orso che sono state viste in Cansiglia, in zona bellunese. Ce ne parla la nostra Tiziana Bolognani, che vedo già sullo schermo. Tiziana, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno. Sì, e devo darvi anche una novità, perché questa mattina, dopo il ritrovamento di un'orma di orso, di alcune orme di orso nella conca dell'Alpago, nella località casera palantina, per intenderci siamo al confine tra la provincia di Belluno e quella di Pordenone. Questa mattina gli agenti della Polizia Provinciale, assieme ai tecnici e gli esperti dell'Università di Udine, che qui studiano la presenza della fauna selvatica, hanno scoperto altre tracce del passaggio di un orso a Casera Razzo, in comune di Vigo di Cadore. In entrambi i casi si tratta di esemplari maschi giovani, dicono gli esperti, espulsi dagli areali di maschi più adulti nel periodo dell'accoppiamento, e questo lo è quello che stiamo passando in queste settimane, lo è perché è il tempo primaverile dopo il lungo letargo. Perciò ormai da diversi anni la provincia di Belluno è diventata territorio di transito per gli orsi. Le immagini che abbiamo recuperato nel nostro archivio vi mostrano le immagini
di un orso, questa fotografia è stata scattata nell'aprile del 2020, quindi eravamo in pieno lockdown, e quello è il campo da basket della colonia di Palus San Marco ad Auronzo di Cadore, poco distante dalla stazione forestale. Ebbene, chi scattò quella foto ci disse che l'orso proveniva dalla foresta fra il Cristallo e le Marmarole. Quello che vedete invece in questo momento è un orso, l'orso che venne ripreso una decina d'anni fa, sempre in Cansiglio, dalle fototrappole, dalle fotocellule installate dalla polizia provinciale, che all'epoca, come è accaduto evidentemente anche ieri e come accade oramai sempre più di frequente, tengono sotto controllo, monitorano sia la fauna selvatica e quindi la presenza di cervi, caprioli, ma in quest'ultimo periodo anche la presenza di branchi di lupi che stazionano oramai da tempo anche in provincia di Belluno. I luoghi di avvistamento evidentemente sono luoghi molto prossimi anche ai sentieri percorsi dai battuti, dagli escursionisti durante la stagione, però sono costantemente monitorati, come vi dicevo, dalla polizia provinciale, e il presidente della provincia Roberto Padrin ci ha detto che certo bisogna fare attenzione, bisogna utilizzare come al solito prudenza quando si va in montagna, ma in provincia di Belluno non c'è quello stato d'animo da psicosi che si sta registrando in queste giornate terribili nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano. Le situazioni evidentemente sono completamente differenti. Qui l'orso transita e trova un territorio molto come dire, poco antropizzato, e quindi il transito lo conduce in luoghi per lui sicuri per i suoi viaggi verso il centro Europa. In Trentino Alto Adige invece l'orso, come sapete, è stato introdotto, e lì la situazione è lievemente più preoccupante perché dopo quello che è accaduto al povero runner che è stato per l'appunto aggredito e ucciso, la situazione lì è sicuramente di maggiore tensione, una tensione che in queste ore si sta vivendo soprattutto dopo il ritrovamento di una carcassa di orso di M62, un maschio di 5 anni che viene ritenuto uno dei maschi più problematici fra gli orsi che stazionano in Trentino Alto Adige. Ecco, quella che state vedendo, il passaggio, non questo ma quello precedente, era proprio quelle immagini, eccolo lì, dell'orso che la nostra polizia provinciale, la polizia provinciale di Belluno, immortalò con le sue fototrappole una decina d'anni fa, proprio nella zona del Cansiglio, e sempre verso Casera Palantina, cioè è quell'area di confine tra la provincia di Belluno e la provincia di Pordenone. Daniela. Tiziana, dunque, insomma, valgono le stesse raccomandazioni di cui abbiamo parlato anche nel corso delle nostre edizioni, quello di prestare davvero massima attenzione quando si va nei boschi, quando si va a fare delle passeggiate, perché insomma la problematica, come abbiamo visto, non c'è solo in Trentino, ma potrebbe insomma esserci anche in altre zone. Un incontro lo si potrebbe fare certo in altissima quota, e magari in questo periodo, che è il periodo dell'accoppiamento, magari gli escursionisti potrebbero evitare di percorrere sentieri un po' troppo isolati rispetto a quelli che invece sono molto più vicini e molto più controllati, monitorati. Ecco, non allontanarsi troppo dalle linee tracciate.
Grazie davvero Tiziana, grazie. E ovviamente se hai ulteriori novità noi insomma siamo qua e chiedici pure la linea. Ve le darò questa sera le novità. Grazie davvero Tiziana, grazie, buon lavoro. Ovviamente nel corso dei nostri telegiornali, come ci ha già anticipato la nostra Tiziana, ulteriori aggiornamenti su questi avvistamenti in zona bellunese. Noi andiamo nel veneziano ed esattamente a Trivignano, dove c'è stata una rissa. Ce ne parla il nostro Filippo Fois, che lo vedo sullo schermo. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo sotto il capannone in cui si svolgono i festeggiamenti a Trivignano di una sagra antichissima, 120 anni, e viene portata avanti da tantissimi volontari di questa ridente cittadina, diciamo che fa parte del comune di Venezia, è nella municipalità di Chirignago Zelarino, che a sua volta è una delle 6 municipalità del comune di Venezia. Ieri però è accaduto qualcosa che non era mai accaduto. Io sono in compagnia di Claudio Lazzaro, che è il vicepresidente del comitato dei festeggiamenti, che si trovava qui. A mezzogiorno è arrivata una comitiva che doveva festeggiare un compleanno. Un compleanno dei zingari. L'hanno festeggiato, l'hanno mangiato, durava un po' troppo perché ormai il capannone si svuota a un certo punto, perché dobbiamo riprendere alla sera, si deve ripulire i tavoli, ripulire per terra, ma questi non andavano via. Li ho spostati in un angolo e l'hanno accettato con qualche caraffa di birra. Poi questi continuavano a bere, ma il bere troppo dopo io vedevo che non andava bene. A un certo punto sono arrivate altre persone di loro, innanzi 7-8, in tutti erano una trentina, e questi pretendevano di avere il bere o il mangiare gratuitamente, dove ho cercato di spiegargli in tutte le maniere che questo non è possibile, perché è rispettoso anche rispetto agli altri che sono qui, che mangiano, pagano e tutto. E questi si sono sentiti offesi, hanno cercato in tutte le maniere di arrivare allo scopo suo, ma quando però io ho visto che andava male ho detto bisogna telefonare alla polizia. Loro si sono accorti di questo, che stavamo telefonando alla polizia, e qui hanno reagito a pugni, cercando non so cosa volessero. Pertanto questa è una cosa programmata, perché si erano messi in scaletta per prenderci a pugni, uno davanti e l'altro dietro colpiva. Era questo il discorso, il meccanismo era proprio una cosa fatta programmata. Ci siamo difesi quel che abbiamo potuto. Ma erano almeno una decina di ragazzi ben piazzati, diciamo. Voi eravate in 4 che poi siete finiti al pronto soccorso. Ben certo, noi eravamo in 4 di una certa età. Certo, devo dire anche che quando si è visto questo, e la gente che c'era qui dentro, che ci conoscono tutti bene, fortunatamente ci sono alzati dal tavolo e ci hanno dato anche una mano. Allora si sono un po' fermati, perché si sono trovati davanti una ventina di persone che di noi, e sono scappati dopo per la tenda, sono fuggiti via, ma la polizia è arrivata poco dopo. Se da quel punto è arrivata la polizia, gli altri erano già scappati e voi siete andati a medicarvi. A lei cosa è successo? Siamo andati in 4, siamo andati a pronto soccorso, ci hanno portato con l'ambulanza e abbiamo passato la nostra ultima serata di sagra la notte al pronto soccorso. Diciamo che scoriazioni, a me una spalla, uno un occhio, uno la fronte, sono stati questi i miei colpi. Qualche pugno l'abbiamo preso, qualche l'abbiamo dato, ma non si dovrebbe mai arrivare a queste condizioni. No, e non ci si era mai arrivati. Tra l'altro qui naturalmente è arrivata la solidarietà del Comune di Venezia, sono arrivate le forze dell'ordine, la zona è piena di telecamere e di sorveglianza, circuito chiuso, per cui gli inquirenti avranno modo anche di appurare tramite le immagini che sono state girate che cosa è accaduto e chi è intervenuto e chi ha fatto cosa. Adesso come riprendete la vostra attività dopo quello che è successo ieri? Adesso dobbiamo lavorare per smontare il tutto. Dopo noi riprenderemo le nostre attività, non proprio bene, perché siamo stati un po' frastornati, non ci aspettavamo una cosa del genere, era una cosa inaspettata completamente, ma la passeremo anche questa, perché qui il volontariato è di casa e ne facciamo diverso durante l'anno, dunque cominceremo a lavorare subito per dimenticare tutto, questo è il discorso, se no se ci mettiamo dietro a piangere non va. Dobbiamo partire subito e dimenticare tutto, sperando che questi personaggi vengano colpiti qualche volta, perché non è giusto che camminino e vengano in giro per i sagre o anche per i bar e si frequentano e comportano in questa maniera. Non va bene, speriamo.
Speriamo bene, questa è una bellissima realtà, devo dire, l'abbiamo conosciuta a Trivignano, come detto fa parte del comune di Venezia, siamo proprio ai confini con il comune di Martellago, tanti volontari, una bella struttura, speriamo che si possa andare avanti così senza più avere di questi infortuni. Per ora da Trivignano è tutto, la linea torna allo studio. Grazie davvero a Filippo Fois, grazie e buon lavoro. Noi andiamo avanti con la cronaca. Ieri insomma giornata di rientro dopo il ponte, si sono registrati alcuni incidenti stradali, uno nel Padovano lungo la strada statale 47, 2 persone sono rimaste ferite. Incidente lunedì pomeriggio lungo la Valsugana nel comune di Campo San Martino. Scontro tra 2 vetture, feriti i 2 conducenti. I soccorsi, arrivati da Cittadella, hanno messo subito in sicurezza le auto. Una delle 2 era finita nel fossato lungo la strada. Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Subito, assistiti dal SUEM 118, sono stati trasportati in ospedale in elicottero e in ambulanza. Non risultano in pericolo di vita. Ripercussioni sul traffico, che è stato deviato per eseguire i rilievi dell'incidente. Ed ancora cronaca, fra l'altro fra pochi minuti ci collegheremo proprio con il Trevigiano, con Spresiano esattamente dove, come avevo anticipato, sono stati spostati alcuni tombini. Eccola, che lo vedo già sullo schermo, la nostra Francesca Bosta assieme al sindaco Marco Della Pietra. Buongiorno Francesca, buongiorno sindaco. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Con un sindaco di Spresiano particolarmente arrabbiato per quello che è accaduto. Si pensa nella notte tra il 30 e il 1° maggio, forse già intorno all'alba, sindaco, qualcuno ha pensato bene di spostare i tombini, una decina. Ci racconti che cosa è successo e che cosa è possibile fare, perché ci diceva non è possibile denunciare. Ma sì, è accaduto nella notte tra il 30 aprile e il 1° di maggio. In realtà ho avuto delle segnalazioni proprio stamattina da alcuni cittadini che hanno anche riconosciuto delle auto, per cui bene, ringrazio anche i cittadini solerti che hanno avvisato il sindaco anche in ordine a chi potrebbe essere stato, però in una zona del paese praticamente sono state spostate tutte le caditoie e i pozzetti dei tombini, sono stati sparpagliati sul territorio e ieri mattina sono stato contattato tra l'altro direttamente da Matteo, che è dipendente del comune di Spresiano, che aveva già provveduto ad andare in cerca di tutti i tombini e le caditoie e al loro riposizionamento, e quindi ecco, fortunatamente non è accaduto nulla. Perché immagino che si stiano vedendo le foto che lei ha postato su Facebook denunciando l'accaduto. Se qualcuno ci cadeva dentro, pensiamo solo ad un bambino che magari distrattamente non guardava a terra, poteva succedere davvero qualcosa di molto molto grave. Sì, di fatto quello è un parcheggio pubblico, è un'area parcheggio pubblico, scende il bambino dall'auto, cade nel pozzetto e poi dopo succedono le cose gravi. Io stamattina avrei voluto denunciare la cosa, però effettivamente non si configura un reato. E quindi fin tanto che non si configura un reato diventa difficile denunciare e vabbè, ogni considerazione a riguardo me la tengo perché preferisco tenermela. Certo è che comunque abbiamo fatto una segnalazione alle forze dell'ordine e adesso comunque stiamo vagliando le telecamere. Di fatto adesso ci sarebbe una sanzione amministrativa del nostro regolamento di polizia urbana per spostamento di tombini, una roba del genere, ecco, adesso non ricordo bene, o pozzetti, non mi ricordo come si configuri, no? E tra l'altro non c'è nemmeno, cioè non sono nemmeno stati rotti, per cui di fatto si fa fatica a configurare un reato.
Sindaco sorride per nascondere la rabbia della situazione. È un sorriso ironio, perché insomma no, ma non c'è altro. Fate l'amore a sti ragazzi qua, uscite dalla discoteca, se siete ubriachi fermatevi lì in macchina e fate l'amore piuttosto che fare queste cose qua. Lei è convinto che siano dei ragazzi, queste cose solitamente vengono classificate come una bravata, lei ha detto altro che bravata. Ma no, ma allora non è successo nulla, quindi il sindaco che fa, no, deve denunciare, deve far vedere che è quello che è sul pezzo, invece in realtà non è successo nulla, per fortuna non è successo nulla, ma voglio dire, che gusto c'è? Cioè, adesso a te verrebbe mai in mente di andare a prendere un tombino, aprirlo così, cioè, se ti casca dentro qualcosa il tombino posso anche capire che cerchi di... Poi lo rimetti a posto. E poi lo rimetti anche a posto, invece ne togli 10 così, dico non lo so. Se dovessero essere identificati questi ragazzi, queste persone, che cosa si potrebbe fare, visto che non è possibile perseguirli secondo un reato? Si parla spesso di lavori socialmente utili, insomma di qualcosa di impattante per fargli capire la lezione. Beh, in realtà c'è una sanzione amministrativa prevista, per cui adesso non mi ricordo se sia fino ai 200 euro, 250 euro, lascia stare che averli e non averli in tasca, 250 euro insomma cambia, però ecco, non è tanto il discorso. Allora, è andato tutto bene, quindi potrebbe anche risolversi tutto con una ramanzina, no? In realtà però basta anche queste ramanzine qua, cioè è giusto che uno si renda conto che a volte quella che può sembrare così una brava, o son bello perché sposto i tombi, probabilmente c'è anche quello, non so, una volta si fumava, no, per farsi vedere grandi, adesso evidentemente si spostano i tombini. Dico, quella che può sembrare una bravata in realtà può portare anche a delle conseguenze, allora cominciamo, a parte che non è roba loro, cioè, c'è anche da dire questo, non è roba tua. Ma al di là di questo pensiamo a quello che potrebbe accadere, ma pensiamo anche che potrebbe accadere se non si ha l'apertura per capire che si potrebbe creare danno a qualcun altro, si pensi che si potrebbe creare anche a se stessi. In un'altra occasione magari qualcuno fa la stessa cosa che hai fatto tu, ci finisci dentro, allora lì dopo si grida, no, così al cos'è successo, no? Esatto, quindi ecco, magari un po' più di sale in zucca, queste cose qua evitiamo di farle. Questo insomma quanto è accaduto a Spresiano, adesso vedremo se le telecamere potranno essere utili, come utili saranno sicuramente le segnalazioni arrivate dai cittadini della zona. Daniela, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie davvero Francesca, grazie anche al sindaco di Spresiano. Noi fra poco andiamo in pubblicità, però dovrebbe esserci già collegato con noi, lo saluto, il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Buongiorno direttore. Buongiorno, buona giornata. Buongiorno. Sì, tutti voi. Buongiorno, la faccio attendere proprio 2 minuti, direttore, per 2 minuti di pubblicità, poi torniamo subito in studio. Grazie. Siamo tornati nuovamente in studio, dunque ve l'avevo annunciato prima, il direttore dell'ULSS 2, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. Buongiorno direttore. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Dunque direttore, oggi un altro caso insomma, che fa pensare, possiamo dire così, un cittadino straniero completamente nudo che camminava lungo le strade di Villorba, ad un tratto ha aggredito anche, e non solo, ha insomma creato non pochi problemi agli automobilisti, ma poi ha aggredito anche i carabinieri, e si torna dunque a parlare di disagio. Ovviamente questa persona in evidente stato di alterazione psicofisica. È davvero un problema. Fra l'altro, direttore, domani manifestazione poi in tutte le città d'Italia proprio per l'aggressione e la morte, l'uccisione della psichiatra a Pisa. Dunque una discussione che continua, insomma, un problema che continua a far discutere. Sì, assolutamente sì. Guardi, noi abbiamo spesso e volentieri, ecco, dopo il Covid, situazioni difficili che sono borderline, cioè sono a cavallo tra il disagio sociale, quindi la non integrazione, difficoltà ovviamente a trovare il lavoro, difficoltà a inserirsi ancora nella comunità, eccetera, che sono importanti, che sono segnalate dalle assistenti sociali comuni,
che spesso e volentieri si sovrappongono poi in seconda battuta a un disagio mentale, che però ecco, non va confuso. Molti casi sono legati a un disagio sociale, cioè a una difficoltà di integrarsi, e quindi si usa o si abusa di sostanze, in questo caso l'alcol, in altre situazioni sono anche sostanze diverse oltre all'alcol, che possono essere tranquillanti, antidepressivi in modo esagerato, oppure associazioni di antidepressivi con alcol. È chiaro che in questo caso qua c'è la presa in carico della persona, sarà segnalata chiaramente dai carabinieri o dagli assistenti sociali del comune, però ribadisco, sono anche persone difficili poi da seguire, perché magari cambiano, non si fanno trovare nei luoghi dove dovrebbero risiedere, o cambiano residenza, si muovono, per cui la difficoltà è proprio questa, cioè di riuscire a dare una continuità al trattamento. Dopo è pacifico che purtroppo mancano gli psichiatri, non è un problema di oggi, è un problema che risale origini antiche, e nella programmazione che è stata fatta per gli specialisti vale anche gli psichiatri. A questo si aggiunge il fatto che c'è anche una crisi vocazionale a fare lo psichiatra, perché è un lavoro molto duro. Chi fa lo psichiatra deve accollarsi il peso e i problemi degli altri, e poi deve ovviamente in qualche modo anche lui essere assistito da colleghi o da psicologi, perché deve fare un training, altrimenti sarebbe sommerso e soppresso da queste problematiche. Quindi difficoltà anche a trovare ovviamente gli psichiatri. Continuo a dire, stiamo cercando di rispondere a questa carenza prendendo degli educatori professionali per seguire i casi, aumentando il numero di infermieri che naturalmente seguono il paziente per capire se assume la terapia a domicilio, e naturalmente gli psicologi. C'è questa benedetta sentenza al TAR che speriamo poi col concorso di Azienda d'Aero finisca, in modo tale da poter assumere, dico solo nel nostro territorio, ne dovremmo assumere 25-30. Quindi lei capisce, almeno la presa in carico della persona dopo la terapia farmacologica, che ovviamente viene data dallo psichiatra, potrebbe essere fatta dallo psicologo, psicoterapeuta, il quale poi segue la persona a livello di dialogo, a livello di presa in carico, a livello appunto soprattutto di parlare con le persone, che queste persone hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di sfogare le loro inquietudini, e contemporaneamente anche relazionarsi in modo più forte con la famiglia, cercando anche di detendere qualche volta le tensioni che hanno le famiglie a causa di questo carico importante. Credo che questo vada fatto. Noi stiamo facendo il possibile. Io ringrazio la dottoressa Tozzini, che è il capo dipartimento, perché veramente stanno facendo, direi, quasi miracoli nella presa in carico, e purtroppo i concorsi di psichiatra non vanno deserti, o sono talmente pochi che ce li dividiamo tra le varie ULSS. Quello che sarebbe importante è riuscire a ottenere subito gli psicologi per partire nelle prese in carico, diciamo, nel tempo, che sono caratteristiche e peculiarità dello psicologo. Ecco, fra l'altro, direttore, ogni giorno davvero si aggiungono casi in più, come in questo caso di questo cittadino straniero. Sì, casi in più che, lo dico, sono disturbi soprattutto sociali, quindi disturbi legati a situazioni ambientali particolari, anche un po' il caso della psichiatra che purtroppo, povera, è stata uccisa da questo paziente, perché spesso e volentieri queste persone hanno magari dei disturbi psicotici, sono depressi importanti, una depressione maggiore, ma hanno anche situazioni poi sociali molto molto, diciamo, difficili, per cui le due cose si sommano e diventa difficile capire questi spunti aggressivi che ogni tanto compaiono, che purtroppo poi possono degenerare, come è successo con l'aggressione alla psichiatra, oppure con la nudità per attrarre l'attenzione fatta da una persona che ovviamente ha una dipendenza anche alcolica, quindi una cosiddetta diagnosi doppia, che è psichiatrica, ma soprattutto anche che dovrebbe essere presa in carico dal Dipartimento delle Dipendenze. Ecco, l'obiettivo, ce lo diceva anche lei, era quello proprio di incentivare, di aumentare, potenziare tutti i servizi territoriali. Assolutamente sì. La Regione, devo dire, la Regione Veneto ci ha autorizzato
una marea di autorizzazioni, sia per, continuo a ribadire, 40 autorizzazioni per gli psicologi, e poi il TAR ha fatto quello che doveva fare, evidentemente bloccando il concorso, e ci ha autorizzato 10-15 psichiatri in più per arrivare, però il problema è che non si trovano, quindi noi abbiamo le autorizzazioni, ma non possiamo ovviamente renderle attive perché non troviamo gli psichiatri. Ecco, soluzioni, direttore, non si trovano psichiatri, però la situazione sta evolvendo in maniera, poi fra l'altro arriva anche l'estate, che solitamente è uno dei periodi in cui si sono registrati anche più casi negli anni scorsi. Ma la soluzione, lo dicevo e lo ribadisco, è quella di trovare delle alternative. Le alternative sono, siccome un paziente psichiatrico deve essere preso in carico a 360 gradi, quindi, e questo lo stiamo già facendo, una maggiore integrazione con i comuni, io li devo ringraziare perché c'è una grande sensibilità da parte loro. Che arrivino questi benedetti psicologi che stiamo aspettando, e la burocrazia non certo regionale ma amministrativa di altro tipo li sta frenando, e per cui nel momento in cui noi riusciremo a avere i psicologi potremo continuare a ribadire, lo psichiatra fa il primo approccio e fa la terapia medica che serve ovviamente per, come dire, contenere gli spunti che la persona ha legati ovviamente alla sua malattia. E poi la presa in carico vera, cioè continua, dovrebbe fare lo psicologo, perché è la cosiddetta psicoterapia, che è una soluzione straordinaria per dare una risposta a persone che hanno il doppio disturbo, quello dell'integrazione sociale legata alla patologia, alla malattia psichiatrica. Quindi credo che in questo modo potremo veramente contenere o dare delle risposte maggiori a tutto il territorio. Direttore, cambiando argomento, da ieri sono scattate, insomma, possiamo dire così, le mascherine di nuovo nei reparti, questo soprattutto per quanto riguarda Padova e Treviso, nei reparti quelli dove insomma ci sono persone più fragili. Sì, noi abbiamo deciso, proprio perché, come dire, nell'incertezza, nel senso che è vero, il Covid sta decisamente diventando endemico, quindi sta sparendo, però noi abbiamo ancora qualche positivo che entra in ospedale, che lo troviamo qui tamponi, per cui continueremo a fare i tamponi in pronto soccorso e nei reparti, perché questo ci aiuta a isolare la persona che è positiva, onde evitare contagi a ripetizione all'interno delle unità operative, di posti letto delle unità operative. E lo abbiamo esteso a tutti i reparti, solo ai reparti, cioè chi va a far visita nei reparti, gli infermieri, i medici, gli OSS dei reparti, eccetera, all'interno del reparto dovranno usare la mascherina. Invece nelle aree esterne dell'ospedale, nei corridoi, eccetera, questo non sarà più obbligatorio, ma l'importante è che quando si entra in aree dove ci sono persone fragili, e guardi, ormai noi curiamo il 95% di persone fragili, perché voglio dire, qualsiasi persona che entra ha una fragilità. Può essere anche un bambino che viene a fare una tonsillectomia, a levare le tonsille o le adenoidi, comunque nella fase post-chirurgica è fragile, perché chiaramente il suo sistema immunocompetente viene un po' debilitato e potrebbe prendere tutto. Quindi abbiamo deciso di procrastinare l'uso delle mascherine, e questo quindi anche nei poliambulatori e anche nei centri diurni, cioè nei centri dove abbiamo persone disabili o dove siamo nelle RSA, cioè dove ci sono le persone anziane che sono per definizione fragili. Invece per i medici di famiglia e pediatri di libera scelta è una scelta libera, come dice appunto l'ordinanza del Ministero, per quanto riguarda l'accesso agli ambulatori di medici di medicina generale. Sarà il medico di medicina generale, in base a questa ordinanza, mi pare il punto, se non erro, il punto 6, mi pare, di questa ordinanza, il punto C6, no, il punto dove parla appunto dei medici di medicina generale che possono ovviamente decidere loro se far usare la mascherina o meno. Vale per tutti invece, e questo è il punto 6, che i minori, appunto i bambini sotto l'età di 6 anni o le persone con patologie, disabilità eccetera che non possono usare la mascherina, vale quello che era già detto nel precedente decreto, cioè non serve che usino le mascherine. Ecco direttore, da ieri fino a quando questo, direttore? Allora, intanto l'ordinanza, salvo altre ordinanze del Ministro, vale fino al 31/12/2023.
Quindi noi intanto, e poi ci raccorderemo ovviamente con la dottoressa Russo, che è la dirigente del servizio appunto prevenzione della regione, ma intanto questa ordinanza del ministro vale 31/12/2023, quindi intanto noi continueremo con le mascherine. Poi se vedremo che ci sarà un calo ulteriore, eccetera, il Dipartimento di Prevenzione della regione ci darà gli indirizzi del caso. Direttore, la ringrazio. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a lei. Grazie direttore. Grazie. Noi andiamo avanti con la cronaca da Vicenza, perché è stata assolta dal GUP di Vicenza Matteo Mantovani per vizio totale di mente con la misura del ricovero in una struttura protetta per un anno. Lisa Pagliaro Bernato, la donna di 55 anni imputata per l'omicidio della coinquilina Maria Cristina Cavedon, avvenuta il 24 aprile del 2022 in un appartamento protetto a Marostica, sempre nel Vicentino. L'omicida aveva confessato di aver paura della vittima, da qui la decisione di colpirla con un coltello da cucina con 4 fendenti al collo e al petto, e non le ha quindi lasciato scampo. La 55enne originaria di Noale nel Veneziano, invalida per gravi problemi psichici, aveva trascorso 10 anni in una comunità protetta. Nel 2004 aveva infatti investito ed ucciso con l'automobile un ciclista 77enne di Tiene nel Vicentino. Anche in quell'occasione non era stata condannata in quanto considerata incapace di intendere e di volere. E continuiamo a parlare di incidenti. È stato ferito durante una gita sui Colli Euganei nel giorno del 1° maggio. Ieri intorno a mezzogiorno il soccorso alpino di Padova è intervenuto per recuperare un ciclista che aveva riportato un sospetto trauma cranico cadendo in mountain bike durante un'escursione sul monte Mottolone. Il 26enne di Creazzo, che si trovava con altre persone, è stato raggiunto da 7 soccorritori in supporto al personale medico dell'elicottero di Padova. Il ragazzo è stato trasportato per 150 metri fino all'elicottero, decollato poi in direzione dell'ospedale. Ed ancora cronaca, deruba un turista alle terme. È stata arrestata una 29enne romena. Vediamo il servizio, poi vedo che si è collegato con noi, quindi fra poco ci colleghiamo. 18.000 posti letto tra Abano e Montegrotto, quasi tutti esauriti nei 2 ponti che hanno caratterizzato il mese di aprile, quello di Pasqua e quello del 25, con una presenza turistica nel periodo che ha toccato le 120.000 persone, riportando la situazione a livelli quasi pre-pandemia. Il bilancio è sicuramente positivo, sulla scia anche di un 2022 che già dopo un paio d'anni molto difficili aveva dato i primi segnali di ripresa del settore turistico. Il 2023 ha consolidato questa tendenza alla crescita, sia in termini di flussi turistici, ma soprattutto dal punto di vista dei ricavi. Bene il numero di clienti, ma sono cresciuti anche i margini degli operatori, spiega il direttore di Federalberghi Terme Marco Gottardo, che guarda anche l'altra faccia della medaglia. Le note più, diciamo così, negative, viceversa, vengono complessivamente dai costi che sappiamo bene sono aumentati. L'inflazione media dell'anno supera l'8% e quindi questo poi ha una conseguenza negativa sugli acquisti, diciamo così, sugli approvvigionamenti delle materie prime e anche delle fonti energetiche. Direi che però il saldo tra ricavi e costi è in qualche modo positivo e la destinazione delle Terme di Abano Montegrotto credo possa guardare con discreta serenità il proseguo dell'anno e i prossimi mesi estivi. È il turista italiano che ha riscoperto le mete di prossimità e cliente medio delle terme, conquistando il 60% del mercato, bene anche i tradizionali mercati esteri di riferimento. Se pensiamo al mercato europeo tradizionale, quindi Germania, Austria, Svizzera e Francia, direi che ci stiamo riprendendo e stiamo ritornando ai livelli pre-pandemia. Se viceversa dobbiamo pensare a quel poco di mercato extra UE che avevamo, questo non si è ancora ripreso. Non vale solo per il bacino termale euganeo, ma anche un po' per le altre destinazioni venete.
A mancare sono i turisti russi, tra i più interessanti come capacità di spesa nel periodo pre-pandemia. Il mercato russo di fatto era diventato il quinto mercato, combatteva con diciamo, la Francia, quarto, quinto mercato per diciamo, essere il mercato straniero che arrivava subito dopo i nostri mercati tradizionali, che ripeto essere Germania, Austria e Svizzera, quindi diciamo così classici mercati della nostra destinazione di lingua tedesca. Purtroppo la guerra ha prima bloccato e poi arginato fortemente questo afflusso. Devo dire che ci sono molti russi europei che sono residenti o domiciliati in Europa che in ogni caso continuano ad affluire in modo abbastanza importante nei nostri alberghi. Chiaramente non c'è stata un'espansione. Dunque l'avete sentito, turismo davvero da record, alle terme, ne parliamo anche insieme a Andrea Michalizzi, vice sindaco di Padova, parliamo ovviamente di come è andato questo ponte, anche quello del 25 aprile a Padova. Intanto saluto il vice sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Poi dopo, allora prima magari commentiamo questo, poi volevo farle vedere la nostra diretta, ci colleghiamo con il nostro collega Francesco Ratai che invece è andato sulle cavalcavia di Borgomagno a Padova dove ci sono delle polemiche, però prima commentiamo un turismo record, abbiamo visto anche a Padova, soprattutto in questo ultimo ponte. Sì, ma non è solo quest'ultimo ponte, noi da quando è terminata la pandemia stiamo registrando un numero sempre crescente di turismo in città. Dipende dal fatto che è aumentata molto l'attenzione che Padova sta avendo sia con i turisti nazionali, quindi diciamo di provenienza da altre zone dell'Italia, sia anche con un turismo di natura diciamo europea o mondiale. Ecco, abbiamo aggiunto al turismo di pellegrini un segmento molto interessante che è quello del turismo che fruisce di attrazioni, diciamo, attrattività culturale, quindi le mostre, i siti storici, museali, artistici, e questo anche secondo riconoscimento UNESCO col ciclo pittorico del Trecento ha dato un grosso contributo. Vale anche la vivibilità della città, la sua bellezza. A me piace anche interpellare poi i commercianti del centro che sono poi i primi ad interfacciarsi anche in modo molto diretto con questa presenza, e quindi io spesso parlando così mi capita e loro continuano a riferirci questo tipo di presenze che è aumentato notevolmente, e i turisti parlano di una città anche bella da vedere, accogliente, godibile e facile anche da girare. Siamo una città di pianura, in modo molto semplice si possono raggiungere dai musei al Prato della Valle, al Santo, alle piazze, in un contesto anche molto, molto vivibile, con un sistema anche di attività commerciali e ricettive, oltre che le attrattività museali, che sono importanti. Qui è un sistema che viaggia e che si compone degli attori della città, dall'università al comune con i suoi musei, al sistema dei commercianti. Tutto questo fa, della nostra città una città che accoglie bene persone che arrivano da fuori, possono non solo vedere belle cose ma anche stare bene. E ormai anche in vista della stagione estiva che ormai è davvero alle porte. Sì, c'è una parentesi di maltempo quasi inedita, nel senso che arriviamo da mesi dove la pioggia non sapevamo più neanche cosa fosse. Siamo anche contenti francamente perché non c'entra con quello che stiamo dicendo, però siamo molto preoccupati rispetto al tema della siccità. Noi è tutto l'inverno che stiamo tenendo monitorato insieme al Genio Civile, al Consorzio di Bonifica, l'USL e l'ARPA,
l'ARPAV i livelli, le portate d'acqua dei nostri fiumi e dei nostri canali. Il dato che ci preoccupa è che in questi mesi abbiamo registrato un dato che va dall'80 al 50% in meno delle portate storiche, e questo con l'arrivo dell'estate insomma può diventare un grosso problema. Significa problemi di spazi di natura, perché Padova e i suoi canali diciamo sono un tratto, come dire, distintivo importante. Significa un problema di carattere igienico-sanitario, perché noi, a differenza di altre città, abbiamo proprio nel centro storico, nel pieno centro abitato, i canali, cioè mentre Verona, Vicenza, i centri abitati sono attraversati dai grandi fiumi, l'Adige o il Bacchiglione, noi invece abbiamo il passaggio dei canali che derivano dai nostri due fiumi. Padova l'estate scorsa è stata l'unica città a andare in secca e in centro abitato, con grossi disagi dal punto di vista anche igienico-sanitario. Si spera, insomma, sta piovendo, ma di certo questo non è una pioggia che risolverà assolutamente, insomma, il problema di cui abbiamo parlato veramente tantissime volte nel corso di queste dirette, proprio della siccità, che insomma è un allarme ormai in tutta Italia, non solo nel Veneto. No, questi non sono i quantitativi che ci salvano, insomma, che siamo contenti che piova. Ovviamente abbiamo bisogno di un apporto d'acqua molto più continuativo e consistente nel corso dei mesi. Noi ormai ci stiamo approcciando alla stagione estiva. Le immagini che girano sul delta del Po, il del Pugno Salino, insomma, che risale, sono forse più emblematiche, ma poi, come dire, sono fenomeni che nei vari centri abitati, nelle varie zone, hanno le loro ripercussioni. Per Padova significa rischio di canali in secca l'anello che va dal Bacchiglione a sud e il Brenta al nord, e quindi significa il canale Piovego, il tronco maestro e tutto il sistema di canali che attraversa il nostro centro storico e le immediate zone vicino. Certo. Canali in secca, anche problemi di funzionamento di alcuni servizi. Ricordo sempre che il nostro impianto di inceneritore raffredda i propri impianti utilizzando l'acqua del Piovego, e quindi se noi non possiamo più garantire avere la garanzia di quei livelli, insomma, abbiamo anche una difficoltà di funzionamento di un impianto che serve non solo la città di Padova, ma anche i comuni altri comuni della regione, che quindi metterebbe in difficoltà il servizio anche di gestione e smaltimento rifiuti. Quindi insomma un tema che, dall'erogazione dei servizi all'immagine della città, alla situazione di salubrità dei nostri spazi, fino anche all'equilibrio ambientale che noi abbiamo sul nostro territorio, insomma, che ci deve tenere in allarme. Senta, io cambierei anche un attimo argomento, perché oggi vediamo, magari ci colleghiamo con il nostro Francesco Ratai, perché c'è stata la polemica sulla chiusura del cavalcavia a Borgomagno, una petizione dei commercianti che invece sostengono l'idea invece del comune di tenere il ponte sopra la ferrovia chiusa, e ci colleghiamo proprio con il nostro Francesco Ratai, che lo vedo già sullo schermo. Francesco, buongiorno. Sì, grazie, siamo a Padova, siamo nuovamente all'Arcella. Sabato scorso vi abbiamo raccontato della raccolta firme che alcuni commercianti, insieme al gruppo consigliare della Lega, hanno avviato per chiedere la riapertura del lato est del cavalcavia Borgomagno, quello che dalla città porta verso l'Arcella, al quartiere a nord della città. Oggi siamo con Giorgio Bonomi, che è un commerciante che ha il suo negozio lungo via Aspetti, e anche lui ha fatto partire, insieme ad altri commercianti, una raccolta firme, questa volta però per chiedere che il cavalcavia resti così
chiuso, almeno il lato che da Padova porta all'Arcella. Perché questa scelta? La scelta è legata al tipo di sviluppo che vogliamo dare a questa città. Allora è il momento di dare un segnale, il segnale che non bisogna sempre spostarsi necessariamente in macchina in città. Io ho tanti clienti che vengono in negozio a piedi, che vengono in bicicletta, che vengono con il tram e sinceramente devo dire che da questa chiusura in questo periodo io non ho riscontrato una diminuzione dei clienti, ma anzi assolutamente sono anche aumentati perché riescono a muoversi più facilmente. Dipende sicuramente dal tipo di clienti che abbiamo in negozio, però io penso che il futuro non sia certo andare in macchina ovunque, ma sia quello di pensare ad altri modi di muoversi, ad una mobilità più leggera e più sostenibile. Ecco, Giorgio mi ha rubato la domanda che volevo fare, infatti volevo chiedere com'è andata in questi mesi in cui il cavalcavia era chiuso, una sorta di sperimentazione. Avete avuto un calo delle vendite? Anche gli altri commercianti cosa vi raccontano? Dunque noi, questo negozio e gli altri commercianti che sono qui intorno nella zona del Primo Borgomagno, devo dire che anche dalle testimonianze degli altri non abbiamo avuto un calo di vendite, abbiamo avuto le solite persone che vengono in negozio e anche un aumento di persone che riuscivano a muoversi più facilmente, no? Che scoprono anche un modo diverso di spostarsi in città, quindi da questo punto di vista non abbiamo avuto un calo. C'è anche la questione ambientale del dire nonostante siamo commercianti sicuramente dipendiamo dal nostro lavoro, vedere un quartiere che è più vivibile, nel quale non abbiamo delle macchine incolonnate continuamente su via Aspetti come succedeva fino a poco tempo fa, è sicuramente un vivere meglio e anche qualcosa che può fare bene alle nostre attività. In quanti siete ad aver lanciato questa petizione e che obiettivi vi state ponendo? Per il momento siamo 5-6 negozi, tutti della zona qua del Borgomagno. Ci poniamo come obiettivo quello di raggiungere un numero di firme che possa poi dopo far sentire soprattutto che c'è anche un'opposizione da parte dei commercianti, degli abitanti dell'Arcella, a chi vede un unico modello di sviluppo che è quello di tenere sempre tutto uguale a come è stato fino ad ora, quindi con le macchine ovunque. Daremo poi dopo, una volta raccolte le firme, la nostra testimonianza a chi deve prendere le decisioni e dopo speriamo che si possa fare qualcosa per avere un quartiere più sostenibile, più verde come lo è in questo momento. Ecco, dall'Arcella è tutto, questo è un tema di cui sicuramente continueremo a parlare perché ha acceso un dibattito molto forte in tutta la città, non solo nel quartiere a nord di Padova. Dunque, Andrea Michelise, questa dunque è la situazione. Abbiamo sentito commercianti che sono insomma concordi con la decisione del Comune. Come spesso accade, di fronte a delle scelte, a delle situazioni che cambiano, ci sono persone che come dire, sono contrarie, anche perché a volte i cambiamenti fanno paura, altre che invece sono d'accordo, girando invece la prospettiva cambia, ma insomma, è sempre difficile avere unanimità, ma è anche una cosa normale perché poi le persone utilizzano la città in modo diverso e quindi ogni cambiamento insomma, può essere come dire, una continuità per alcuni, può precludere invece dei cambiamenti per altri, in alcuni casi possono essere dei vantaggi, in alcuni casi degli svantaggi, in altri casi addirittura un cambio di abitudine e basta, che alle volte insomma, viviamo con resistenza. Io ci tengo a dire una cosa, l'Arcella comunque è raggiungibile dal centro anche in questa situazione in cui, lo ricordo, il cavalcavia Borgomagno è un osservato speciale dove molto spesso noi ci troviamo a fare interventi di manutenzione, il ponte ha i suoi anni, ha i suoi acciacchi e deve essere sostituito, nel frattempo lo stiamo tenendo in sicurezza con degli interventi che alle volte ci obbligano alla chiusura della viabilità. Nell'ultima istanza il settore mobilità ha visto che comunque il funzionamento del traffico secondo il settore era sostanzialmente positivo anche utilizzando il cavalcavia Sappi-Dalmazia, quindi si è deciso per ora di tenerlo in questo modo. Ci tengo a dire comunque che
perché alcuni mi dicono il cavalcavia Borgomagno non si può percorrere. Il cavalcavia Borgomagno sul senso di marcia dall'Arcella al centro è percorribile esattamente come prima, dal centro all'Arcella invece viaggia il trasporto pubblico e la direzione centro-Arcella è possibile attraverso il cavalcavia Sarpi-Dalmazia, è un giro poco più lungo, ma in auto si fa agevolmente e ti riporta esattamente alla rotatoria del Borgomagno all'intersezione con via Buonarroti. Insomma, quindi ad oggi la situazione, che riguarda anche la situazione di difficoltà di un ponte che è sempre sottoposto a manutenzioni, ha comportato un cambio di viabilità, di itinerario, che però non preclude dal centro l'arrivo al quartiere Arcella. Io la ringrazio davvero Andrea Michalizzi anche per questa ulteriore spiegazione riguardo a questo ponte e alla petizione comunque fatta a favore del Comune da parte dei commercianti. Grazie davvero. Grazie, buongiorno. Grazie, buon lavoro. Noi da Padova ci spostiamo a Venezia perché dovrebbe essersi collegato con noi anche Simone Venturini, assessore sviluppo economico e turismo, ma anche al sociale. Ecco qua, la vedo sullo schermo. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Partiamo prima invece dal mare, parliamo dal progetto dell'ex ospedale e in arrivo ci sono 1000 posti di lavoro, che non è poco. Sì, guardate, questo è il primo grande successo sul Lido dopo tanti anni in cui si discute dell'abbandono di quel complesso. L'ospedale al mare ormai non è più ospedale da moltissimi anni, la precedente giunta nel 2014 vendette l'ospedale al mare a Cassa Depositi e Prestiti e Cassa Depositi e Prestiti lasciò l'immobile vuoto. Vari tentativi, vari progetti, è un immobile grandissimo. Parliamo di tantissimi metri quadrati, un pezzo intero del Lido di Venezia, e siamo finalmente riusciti, grazie al sindaco, alla giunta e all'impegno da parte di tutti, a portare al Lido di Venezia un grande imprenditore tedesco che realizzerà lì un grandissimo progetto di rilancio industriale legato alla ricerca medica, alla programmazione informatica in campo medico. Porterà lì circa 500 tra programmatori, informatici, ingegneri, ricercatori, più altri 500 posti che deriveranno da questo progetto. Quindi 1000 posti di lavoro, decine e decine di milioni di euro di investimenti che nei prossimi 4 anni rifaranno completamente l'ospedale al mare, ne salvaguarderanno la chiesa, il teatro e le parti storiche e rilanceranno portando appunto 1000 posti di lavoro, tra l'altro altamente qualificati. Sentiamo spesso dire che dobbiamo trovare un'alternativa al turismo. A Venezia, ecco, c'è chi lo fa con le manifestazioni e con gli striscioni, c'è chi invece lavora con tanto silenzio e tanto impegno per portare questi imprenditori a investire al Lido. Poi una volta che arrivano, questi imprenditori trovano un'amministrazione capace di ascoltarli, di capirli e di accompagnarli negli investimenti, sperando che non salti fuori un comitato anche contro questo progetto, perché a Venezia qualsiasi cosa il giorno dopo hai il comitato contro su qualsiasi iniziativa pubblica. Ecco, per Venezia un progetto così importante, è un progetto grande, che cosa significa? Significa dar finalmente corpo a quella frase che diciamo da quando le generali, ormai 30, 35, 40 anni fa, hanno lasciato il centro storico di Venezia. Cioè si è persa quella parte di ceto medio, si chiamavano colletti bianchi all'epoca, che faceva sì che si potesse restare a vivere a Venezia anche non lavorando automaticamente col turismo o in un ente pubblico. Con l'abbandono di queste grandi imprese come Generali, Venezia negli ultimi 30 anni ha perso questo tipo di posti di lavoro e oggi invece li stiamo riportando. Tra l'altro arriveranno persone con profili altissimi,
quindi con stipendi anche molto alti che potranno insomma anche dare nuova accelerazione all'economia anche della zona del Lido, perché i negozi, le pizzerie, i ristoranti, gli appartamenti, ecco, ci sarà da questo punto di vista un rilancio del Lido e conseguentemente di Venezia, perché la gente che abita al Lido non è che sta al Lido, si muove, va anche a Venezia, quindi ecco, o molti abiteranno anche a Venezia di questi ingegneri e questi ricercatori, e potranno così innervare, anche essendo anche molto giovani, di nuove famiglie e nuovi bambini. Molti verranno da fuori, molti dalla Germania, molti dall'Europa, molti dei paesi del mondo, quindi ecco, arriveranno 1000 posti di lavoro veramente seri e credibili, e speriamo che possano essere l'inversione al trend che ormai dura da 50 anni di invece abbandono di Venezia centro storico di alcune funzioni. Ecco, noi stiamo provando a riportarle. Questo non lo si fa con le manifestazioni, non lo si fa con gli striscioni, non lo si fa con il lamento, lo si fa con tanto impegno, tanto dialogo, tanti contatti con l'Europa, con il mondo degli imprenditori, ed essendo anche credibili quando si danno a questi imprenditori delle certezze. Vuoi venire a investire a Venezia? Hai un progetto bello? Porti posti di lavoro? Muovi l'economia? Ecco, per noi è un sì. Tanti altri invece preferiscono fare un dibattito ideologico nel giudicare ma l'imprenditore chissà che doppi fini avrà, sì ma questi soldi da dove arrivano, ma questa azienda non la conosciamo. Questo è il principale imprenditore al mondo di ricerca in campo medicale per questo suo settore, quindi è praticamente il numero 1 al mondo. Se anche qui ci vuole essere qualcuno che ha qualcosa da ridire, come per ogni cosa veramente siamo messi male, ecco. Assessore, parlando anche invece di sostegno alle famiglie, proprio dopo, alla luce proprio dell'ultimo decreto del governo sul reddito che riforma il reddito di cittadinanza, come è messa Venezia in questo senso? Beh, grazie della domanda, anche perché è molto collegata con la domanda precedente, no? Perché il primo antidoto contro la povertà non è inventare ogni anno un bonus diverso, ma è fare in modo che questo paese sviluppi maggiormente l'impresa, che si creino nuove imprese, che si sviluppino quelle esistenti, che queste imprese, generando ricchezza, assumano persone, assumano famiglie, generino posti di lavoro. Noi oggi siamo al paradosso che intere filiere produttive venete, penso alla meccanica di precisione, penso all'informatica, penso a tante figure professionali, oggi sono ricercatissime, perché il nostro sistema scolastico universitario non si è mai messo al passo con le richieste del mercato del lavoro. Quindi ecco, prima risposta contro la povertà e contro il disagio è creare ricchezza e creare lavoro. Da sempre chi crea lavoro non è lo Stato. Lo creano le imprese, lo creano gli artigiani, i lavoratori autonomi, gli esercenti, chi ogni mattina appunto rischia in proprio e prova ad avviare un'attività. Queste persone in questo paese sono solitamente molto bastonate da pressione fiscale, da burocrazia, da 1000 problemi. Quindi ecco, il primo tema è creare lavoro e accompagnare lo sviluppo imprenditoriale. Così facendo io posso dare anche una risposta alle famiglie. Dopodiché non basta. C'è tutta una fascia di popolazione che difficilmente per invalidità, malattie, incapacità professionale, età troppo avanzata, difficoltà proprie, non può stare autonomamente sul mercato del lavoro perché ha delle fragilità, ha dei bisogni. A queste persone invece si deve rispondere con un sussidio, con uno strumento di accompagnamento e aiuto. Ecco, purtroppo la precedente stagione del reddito di cittadinanza ha unito insieme queste due cose e ha dato la stessa risposta sia a chi non cerca un lavoro ma potrebbe averlo, sia a chi per ragioni oggettive non può stare sul mercato del lavoro perché non ce la fa. E questo ha creato sostanzialmente un cortocircuito che ancora stiamo pagando ed è costato moltissimo. Quindi bene che finalmente qualcuno provi a sistemare questa cosa del reddito. Ovviamente l'esperienza del Comune di Venezia è a disposizione del governo qualora volesse consigli e suggerimenti, essendo noi anche il primo comune che ha voluto chiamare tutti i percettori del reddito, controllarli uno a uno, fare un colloquio con loro. Molti li abbiamo avviati a politiche attive per il lavoro, quindi con un tutor che gli dava la possibilità di ricercare lavoro.
altri hanno fatto un percorso di attività di volontariato nei parchi, negli uffici per, tra virgolette, sdebitarsi di quello che hanno ricevuto, altri invece erano furbetti, pizzicati a essere furbetti e quindi decaduti dal reddito. Quindi siamo a disposizione. Però ecco, serve davvero una chiara divisione tra chi può lavorare e deve farlo e chi invece non può lavorare e va aiutato. Ecco, questa divisione speriamo finalmente ci sia, come è importante anche però, diciamocelo, abbassare la pressione fiscale sugli stipendi medi, sulla classe media, perché oggi abbiamo tantissima attenzione sui redditi zero, sui redditi bassissimi, però oggi chi porta a casa 1.200 papà e 1.200 mamma, famiglie nuove che provano a mettersi insieme, quelli sono gli stipendi, perché sento cifre strane in televisione. Un impiegato al primo incarico 1.200, 1.300, 1.200, 1.300 se è full time, se è part time anche molto meno. Queste persone oggi soffrono tantissimo perché sono proprio in quella fascia media che è schiacciata dall'inflazione, che pesa sugli affitti, che pesa sulla spesa, ma anche dall'assenza di sussidi e bonus che invece sono sostanzialmente consentiti a tutti quelli sotto. Quindi è questa fascia che è tantissima, è la spina dorsale del paese, è la maggioranza del paese, oggi ha pochissime risposte dallo Stato e bisognerebbe intervenire lì in quella fascia che paga tasse, che prova faticosamente a essere autonoma senza chiedere nulla a nessuno, ma oggi è quella che soffre di più. E secondo me oggi è quella l'emergenza del paese, evitare che il ceto medio sprofondi nella povertà. Ecco, parlando anche di edilizia popolare, insomma, che è uno degli argomenti di cui si discute in questo periodo sempre di più, ci sono iniziative, ci sono bandi, com'è la situazione lì? Noi abbiamo oggi in corso moltissime iniziative legate al tema della casa e anche qui abbiamo voluto differenziare i tipi di utenza. Ci sono le case ERP, che sono quelle che devono essere appunto assegnate alle situazioni più difficili sulla base di una legge regionale e sono circa 2.500 nel comune di Venezia, e abbiamo altre 2.500 case che sono case non ERP che noi stiamo assegnando quasi nella sua totalità a questo tipo di famiglie di cui parlavo prima, quindi giovani coppie ma anche persone un po' più avanti con l'età che hanno uno stipendio normalissimo ma che ad esempio a Venezia centro storico non riescono a trovare una casa in affitto in grado di sostenerla con lo stipendio che hanno. E quindi stiamo facendo numerosi bandi rivolti a quella fascia di persone che ha ISEE che va tra gli 8 e i 20.000, che sono ISEE appunto medi, e che non sono troppo alti per accedere a tutti i bonus e i sussidi degli ISEE zero, ma troppo bassi per stare autonomamente in un mercato immobiliare come quello di Venezia o come quello delle grandi città italiane, penso a Milano, penso a Firenze, penso ad altre città. Quindi stiamo lavorando per sistemare più case possibili. Sono oggi in corso ad esempio 9 milioni di cantieri per riattare alloggi abbandonati o lasciati dagli precedenti inquilini per essere rimessi in disponibilità di assegnazione. Peraltro noi stiamo facendo tantissimi bandi per evitare che ci siano situazioni in cui l'inquilino che entra nelle case popolari lo sceglie l'assessore o il funzionario. Da noi è tutto trasparente, i bandi dicono chi va dentro e chi va fuori, non se ne frega nulla della tessera di partito, del rapporto di parentela, se mi ha votato o non mi ha votato, mi è simpatico o non mi è simpatico. Io non vedo nemmeno i nomi di chi entra nelle case, non voglio vederli. Io stabilisco i criteri, porto la delibera in giunta, si pubblica il bando e tra l'altro abbiamo accorciato moltissimo i tempi di gestione dei bandi social housing e quindi nel giro di 3 mesi dal bando ho la graduatoria provvisoria e poi vado ad assegnare queste case, anche perché il problema precedente che abbiamo trovato era che molto spesso si facevano i lavori nelle case, non c'era la graduatoria pronta, le case restavano vuoti per 2, 3, 4, 5 anni, restaurate perfette. Quando entrava l'inquilino finalmente individuato trovava problemi, la muffa, la caldaia che non funzionava o purtroppo anche occupazioni che si sono verificate nel corso degli anni. Quindi ecco, accorciare al massimo i tempi tra il restauro e l'assegnazione e dare una risposta anche al ceto medio. Per quanto riguarda invece le fasce più basse, è oggi pubblicata la graduatoria provvisoria dell'ERP, stiamo ricevendo le osservazioni e gli eventuali ricorsi.
sarà resa poi definitiva con la commissione che è presso l'Ater e poi si inizierà ad assegnare anche le case ERP. Segnalo che anche in questo caso molte proteste legate al fatto che abbiamo voluto dare dei punti aggiuntivi in base agli anni di residenza in Comune di Venezia. Apriti cielo, se io ho delle case, prioritariamente ritengo doveroso darle a chi è tanti anni che risiede nel mio territorio, in particolare in risposta alle situazioni di maggiore emergenza sociale, per evitare che se no da tutti i comuni limitrofi o da altre parti del mondo arrivi gente con pari diritti rispetto a chi ha 25 anni che prova a fare il bando e paga le tasse a Venezia con le quali poi sistemiamo le case. Quindi ecco, anche in questo caso focus su attenzione a priorità ai cittadini veneziani, non per razzismo, non perché siamo antipatici o cattivi, ma per il puro buonsenso, perché ogni comune dovrebbe farsi carico delle sue situazioni di disagio. Assessore, la ringrazio davvero. Grazie a voi, grazie. Grazie Assessore, buon lavoro. Noi da Venezia invece ci spostiamo a Vicenza per una polemica sulle piste ciclabili cittadine che sono carenti, lo afferma il candidato sindaco Giacomo Possamai. Per noi proprio a Vicenza sul posto dovrebbe esserci, lo vedo sullo schermo, il nostro Daniele Garbin. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo in compagnia con il candidato sindaco Giacomo Possamai. Buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui perché siamo vicini a una pista ciclabile, parliamo di piste ciclabili. Ecco, è un tema caro a Vicenza sulla mobilità, diciamo che sono una quarantina di chilometri realizzati, però sono stati messi in evidenza dei difetti, diciamo grandi famiglie, sarebbero la segnaletica, la sicurezza, l'accessibilità, ecco, lo stato di manutenzione, ecco. Cosa ha bisogno Vicenza per comunque far fronte alla sua idea per quanto riguarda la mobilità dolce? Vicenza ha prima di tutto bisogno di collegare le sue piste ciclabili perché ci sono tanti pezzi di ciclabili ma che non sono collegati tra di loro e quindi il primo elemento è dare sicurezza a chi percorre in bicicletta la città collegandoli e quindi con una pista ciclabile che sia continua e non costantemente interrotta. L'altro grande aspetto è avere ciclabili che colleghino le aree importanti della città. Oggi per esempio non c'è una ciclabile che porta fino in zona industriale, mancano tante ciclabili di collegamento con i comuni contermini. Vicenza è una città che si può girare bene in bicicletta ma per farlo in sicurezza ci vogliono ciclabili protette. Ecco, è importante perché comunque riguardo alla mobilità del futuro si punta sempre di più su questo aspetto, forse soprattutto in città è quasi essenziale. Una sua visione anche di una Vicenza futura da questo punto di vista è l'estensione. Sì, anche perché Vicenza oggi è una delle città più inquinate d'Europa, purtroppo in tutte le classifiche siamo nei primissimi posti da questo punto di vista, in particolare per le polveri sottili, quindi oltre a un aspetto di mobilità è una necessità dal punto di vista ambientale, quindi servono investimenti forti. Noi abbiamo proposto di fare 40 km di nuove ciclabili nei prossimi anni, appunto calcolando quanto ci vuole per collegare le esistenti e fare quelle che sono necessarie nei punti di interesse della città. Vicenza ha tutto per essere una città ciclabile perché è una città che si può muovere, in cui ci si può muovere velocemente, quindi servono investimenti e serve attenzione in questo senso. Va bene, allora per il momento la ringraziamo. Grazie a voi, buona giornata ai vostri telespettatori. Ecco, e con questo restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Daniele Garbin, grazie anche al suo ospite. Prima di andare in pubblicità vi ricordo il sondaggio che vi abbiamo proposto prima, che riguarda la politica. Con le elezioni a Treviso avete già deciso per chi votare? Questa è la domanda. Dunque, se avete già deciso rispondete sì, lo vedete in verde, 0422 1626 691. Se invece volete rispondere no, quindi non avete deciso, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring di questa sera. E proprio parlando di Ring, vi ricordo gli ospiti di questa sera che sono Nicolò Rocco, candidato sindaco Azione Italia Viva, Mario Conte, candidato sindaco Centrodestra, Gabriele Zanella, Unione Popolare, Luca Saccone, Europa Verde, e poi alle 22:35 si parlerà di più soldi in busta paga con Gianperò Gogliettino, anche al commercialisti giusvaloristi. Questo dunque gli ospiti. Vi ricordo
Vi ricordo che subito dopo il meteo e la pubblicità ci sarà lo spazio alla salute e alla sanità, e parleremo di infezioni ossee in ortopedia, diagnosi e trattamenti con il dottor Claudio Melchior, direttore UOC Ortopedia Traumatologia Ospedale di Conegliano, che sarà qui ospite con noi. Dunque meteo e pubblicità. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Prosegue la fase piovosa a causa della perturbazione in transito sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 2 maggio. Sul Veneto il fronte si sposta verso i Balcani. Il tempo risulterà ancora perturbato, con piogge piuttosto diffuse in mattinata, più sparse nel pomeriggio e a seguire tempo in miglioramento. Temperature in lieve calo, minime tra 8 ed 11 gradi, massime tra i 17 e i 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancherà una spiccata variabilità con precipitazioni ovunque, via via in diradamento entro la notte. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi con dei rovesci, possibili schiarite nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.